Tra i numerosi argomenti che abbiamo affrontato nelle puntate precedenti, mi sono imbattuto nella tabula peutingeriana. Non vi nego che la mia attenzione fu subito rapita dal nome delle antiche città, riportate in questa antica copia risalente al mondo romano. Ho dovuto di nuovo cercare nel mondo antico attraverso lo storiografo Strabone per cercare di trovare una risposta al mio quesito. Per capire meglio il tutto, presi la macchina, mi allontanai dalla città capoluogo della Confederazione Brettia ed eccomi qui. Stiamo proseguendo in questo bellissimo parco, ma sono andato un po' troppo veloce. Amici telespettatori, benvenuti ad una nuova puntata del Viaggio nella Storia. Quest'oggi porteremo le nostre telecamere all'interno di un importantissimo centro brettio. Oltre a questa bellissima giornata di sole ad accoglierci, abbiamo qui il sindaco di Paludi. Benvenuti in questo nostro splendido parco archeologico. È una delle tante bellezze archeologiche che la nostra Calabria possiede in questo magnifico territorio. Ritengo che questo parco sia, non per appartenenza di territorio, sia uno dei parchi archeologici più importanti. È il peccato che è soltanto una piccola parte che è stata scavata, è stata studiata e non conosciamo in realtà una storia vera, una storia in cui si possa rappresentare al meglio questo parco archeologico. Ringraziando il sindaco che ci ha accolti in questo meraviglioso parco, ora abbiamo qui con noi l'architetto Cicalà, che ci va ad accompagnare in questo bellissimo parco. Architetto, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie di essere venuti in questo meraviglioso parco archeologico che è quello di Castiglione di Paludi. Il parco archeologico di Paludi è una meraviglia particolare perché non ha sentito l'influenza di altre popolazioni se non quella brettia che ha abitato questo posto intorno dal IV al III secolo a.C. Il parco ha una caratteristica particolare perché in pratica sorge su un pianoro che è difeso naturalmente da delle rocce a strapiombo che si affacciano sui due torrenti laterali e la caratteristica pure particolare è il tipo dell'insediamento che è stato scelto per poter realizzare questa città
che allora contava, si presume, 5.000 abitanti, quindi era una città abbastanza importante della Confederazione Bret. La città si sviluppa urbanisticamente a maglia regolare, c'è una strada di ingresso principale, nord-sud, e ai lati di questa strada si sviluppa l'abitato. Alla parte finale della strada invece abbiamo la parte pubblica, quindi c'è un teatro, un cosiddetto teatro dove facevano le riunioni e prendevano le decisioni, quindi non serviva della vita politica, esatto, della città, sì. E poi ci sono una serie di edifici pubblici. L'antica Coseria con l'antica Cossa, che ci parla di cui ci narra Cesare nel Bello Civile. È possibile identificare Cossa con l'attuale Castiglione di Paludi? Probabilmente sì, perché in pratica il primo numismatico che si è occupato di questa città ha preso spunto proprio da questo nome che ha trovato nel Bello Civico di Cesare, identificando la città di Castiglione come Cossa, in quanto vicino al fiume Coserie, probabilmente da cui prendeva il nome allora. Noi poi successivamente non troviamo più un'identificazione della città, però comunque, come dire, quella è stata la scintilla da cui si è partiti per poter scoprire questa bellissima città. Sì. E la particolarità è che l'ingresso in pratica si trova in un punto strategico della città, perché è a forma di ferro di cavallo, sì, controllata da 2 torri, con un vestibolo centrale, quindi venivano controllate le persone, venivano fatte accedere in questo vestibolo, sì, che è come una sorta di ingresso nelle caserme odierne, venivano controllate e poi eventualmente autorizzate ad entrare nella città. Architetto, dicevamo del fiume Coseria, che è possibile vederlo da qui in cima. Sì, allora questo qui, noi in pratica adesso siamo in un punto più a est, diciamo, della città di Castiglione. Come si può vedere, qui iniziano la cinta muraria e qua sotto in pratica abbiamo il dirupo, che è la difesa naturale della città stessa. Esatto. Sullo sfondo si può vedere il Coserie, sì, che adesso il letto che si è conservato è ampio, però anticamente lo era molto di più, perché poi successivamente con il tempo è stato occupato dagli agrumeti e dagli oliveti, e quindi però si può vedere l'ampiezza di questo torrente oggi, ma fiume allora, che era navigabile e sfociava direttamente nel mare Ionio, che era una via di collegamento della città con il resto del mondo, quindi con le colonie greche, con Roma oppure con altre civiltà che erano presenti nel Mediterraneo. La città è molto più ampia rispetto alla cinta muraria, ma si sviluppa ancora pure all'esterno. Probabilmente erano presenti all'esterno della città delle fattorie gestite sempre da bretti per la coltivazione delle terre oppure per l'allevamento degli animali. Stiamo parlando ancora di un unicum, voglio sì, dire, ancora in piedi nonostante il tempo, sì, risalente a... Architetto, mi stavate raccontando un fatto abbastanza singolare, proprio qui di questa parete. Cos'è successo? Allora, questo muro in pratica era prima ricoperto di terreno che scendeva in pratica da questa specie di collinetta, e quando gli scavi in pratica hanno iniziato a interessare la cinta muraria, questo muro in pratica è emerso dal terreno, è stato fatto emergere dal terreno. Questo muro in pratica allora era costruito per difendere la città, invece non con funzione di mantenimento. Invece poi si è trovato a un certo punto dell'esistenza a dover essere un muro di contenimento, e siamo in 2000 anni questo muro comunque ha retto tutto il peso del terreno, quindi 2000 anni ed è ancora presente qui. È ancora presente e non è crollato. Sembriamo così piccoli in confronto a questo posto. Dove ci troviamo? Allora, ci troviamo all'interno della porta di ingresso principale, la cosiddetta porta est, perché è rivolta verso est, sì, ed è protetta questa torre, oltre da queste imponenti cinta murarie. Sì. Pensate che non si conserva tutta l'altezza del muro, perché in parte è crollata. Se noi stiamo parlando di mura alte 8-9 metri,
come dire, salvaguardata da queste due torri laterali. Queste due torri che erano percorribili, in pratica le sentinelle si trovavano alla sommità e controllavano l'accesso della porta. Nel primo muro sono presenti due ingressi. Uno doveva essere dedicato eventualmente ai carri, Sarebbe questo qua. che sarebbe questo qui, che adesso è stato coperto per una questione per preservarlo in pratica dalle intemperie, e l'altro invece è pedonale, e la particolarità che ha questa porta è che in pratica sono presenti due solchi. Probabilmente i carri che entravano nella città avevano una misura prestabilita. Poi una volta che le persone che venivano da fuori venivano controllate all'interno di questo vestibolo, veniva permesso l'accesso alla città da porta centrale. Quello è un elemento moderno che è stato realizzato per contenere il terreno dal dilavamento, perché poi si era trasformata questa strada in una sorta di fiume, e quindi per evitare la corrosione e il dilavamento del terreno è stato realizzato questo muro, diciamo, recentemente, tra cui hanno utilizzato pure alcune parti probabilmente della porta, perché, certo, perché vediamo pure che sono state, come dire, saccheggiati i muri, sì, e utilizzati per realizzare questo muro di contenimento, questa sorta di muro di contenimento. Sono stati fatti una serie di vari interventi, naturalmente sempre per preservare e cercare di far restare fruibile il parco negli anni, e hanno permesso comunque ai visitatori di poter visitare nella sua interezza il parco archeologico. Questa cinta muraria in pratica è molto imponente e molto importante. Il materiale con cui è stato realizzato questa cinta muraria sono dei blocchi di arenaria che venivano estratti dal posto. Sì. Infatti, se noi vediamo, se si va a studiare la carta geologica, sì, si vedono che i dirupi in pratica che proteggono la città in modo naturale sono fatti di questo materiale. Architetto, siamo giunti qui. Ci può spiegare bene dove ci troviamo? Allora, ci troviamo nella parte più a nord della città di Castiglione, con una torre di avvistamento che è molto... Torre di avvistamento? Una torre di avvistamento. Possiamo entrare per... Certo. Una torre di avvistamento molto importante, in quanto questa torre di avvistamento riusciva a controllare tutto quello che succedeva dal mare nell'entroterra. Qui è un punto di osservazione molto importante per la città, perché da qui i bretti controllavano eventualmente tutto quello che poteva succedere all'interno del mare. In lontananza, con il tempo buono, ci riusciamo a vedere anche le coste della Puglia, quindi avevano una visione totale quasi del Mediterraneo, che riusciva ad arrivare pure alla Puglia, quindi avevano la possibilità di intercettare eventualmente il nemico quando proveniva dal mare. Come potete vedere, questo che resta in pratica è il torrente Coserie, allora probabilmente era un fiume, sì, e vedete che è ancora molto, da qui si può notare ancora di più che era molto più ampio nella parte finale, che oggi purtroppo è stato occupato da agrumeti e da uliveti, e quindi è stata ridotta la superficie del fiume, che quando in condizioni particolari di pioggia si riprende di nuovo il percorso originario. Quindi le navi si spostavano, viaggiavano naturalmente nel mare, poi rientravano lungo il fiume e arrivavano in questa direzione, nella direzione a est, dove c'era il porticciolo, e quindi risalivano.
Questi edifici in pratica sorgono ai lati della strada principale di accesso, che si può vedere che in pratica parte da quell'ulivo e si dirama fino alla parte degli edifici pubblici che abbiamo visto all'ingresso del parco. E naturalmente sono state evidenziate, diciamo, le mura che formavano gli edifici all'interno, probabilmente edifici che erano formati da 2 piani. A piano sottostante c'erano naturalmente le botteghe che vendevano del materiale, della merce di alimentari oppure altri prodotti. È stata scavata, diciamo, la roccia che formava il pavimento e non è stato messo nessun tipo di pavimento soprastante, e ci sono dei solchi e delle cavità che ospitavano in pratica le anfore che contenevano probabilmente o il vino oppure l'olio. All'interno della città è stata trovata anche una fornace che serviva per cuocere tutti i suppelletti necessari, quindi vasi, piatti o anfore. La particolarità, che è un qualcosa di veramente unico che è stato trovato qui all'interno del parco, è una vasca da bagno, che è del tutto simile alla vasca da bagno odierne, quelle a sedere, diciamo, per così dire. E l'altra particolarità ancora di questa vasca da bagno è che ha un foro di scarico, quindi probabilmente all'interno della città c'era una vera e propria rete, una condotta sia di adduzione dell'acqua all'interno dei bagni oppure di quelle che erano le sale che servivano per l'igiene delle persone, e poi c'era un successivo condotta di scolo che probabilmente serviva per accumulare l'acqua da qualche parte e poi veniva utilizzata eventualmente per l'irrigazione. L'altra cosa ancora importante all'interno della città, dove qui c'è stata una ricostruzione di come potevano essere gli edifici, è il fatto che è stata rinvenuta al lato della strada principale una specie di cunetta di scolo che serviva per in pratica far confluire tutta l'acqua piovana che defluiva sulla strada all'interno di questa cunetta e quindi portarla da qualche parte per poterla accumulare. E l'altra particolarità che è di questa cunetta è che è stata formata da dei blocchi di pietra, e all'interno sono state trovate delle incavature che servivano per ospitare in pratica il legno, a modo di formare una vera e propria griglia di scolo, come quelle che ci sono odiernamente. Questi qui sono? Questi qui in pratica sono degli scoli, diciamo, perché probabilmente questa qui era una bottega o serviva per far defluire i liquidi in pratica degli animali che venivano macellati all'interno di questa bottega, oppure per raccogliere l'olio del frantoio che poteva essere presente, che è una teoria più accreditata, visto che poi ci sono queste specie di buche che servivano per tenere in piedi in pratica le anfore che potevano essere piene di olio e poteva essere venduto eventualmente oppure prodotto all'interno di questa specie di bottega o laboratorio che poteva essere. Siamo nella parte pubblica. Come dicevo prima, la città dal punto di vista urbanistico era una città organizzata in diverse parti. C'era l'ingresso principale, quindi controllato, c'era l'abitato, e poi c'era la parte pubblica, che è quella dove ci troviamo in questo momento. Che ci sono presenti una serie di edifici pubblici, evidentemente che erano una sorta di caserma, ecco, dove abitavano le guardie o i militari che erano in servizio costante, e poi c'era questo anfiteatro che serviva per le riunioni e per organizzare in caso di assedio oppure di prendere le decisioni più importanti, presieduto probabilmente da anziani e dall'esercito, e quindi poi venivano prese le decisioni in questa specie di anfiteatro. All'interno, in un secondo periodo, all'interno dell'anfiteatro in pratica troviamo una cava. La cava, che si può vedere in pratica il bordo della cava, serviva per estrarre il materiale che era utilizzato poi per la cinta muraria.
Naturalmente si possono vedere pure le tecniche di estrazione di questi blocchi, che consistevano in pratica nello scavare tutto intorno al blocco da estrarre, arrivare a una certa profondità, fare dei buchi sotto il blocco, venivano inseriti poi dei pezzetti di legno, venivano riempiti d'acqua questi solchi, quindi il legno si inzuppava di acqua, si aumentava di volume e staccava il blocco e veniva portato all'esterno. Ringraziando il sindaco e l'architetto Cicala che ci ha spiegato le funzioni e la storia di questo importantissimo sito, vi do appuntamento al prossimo viaggio nella storia, sempre qui su Tele Europa Network.